Il giardino della Colimpetra oggi è aperto, inserito nelle giornate FAI d'autunno. Tanti turisti che stanno visitando la struttura, ma la prossima settimana altri 2 giorni aperti. Direttore, tante le iniziative, ce le illustri? Sono 2 fine settimana che vogliamo trascorrere insieme agli italiani, in un momento che è particolarmente difficile, e non da ora, cioè sin da quando è iniziata la pandemia, ma adesso sappiamo che le preoccupazioni sono anche aumentate. Però ecco, noi qui siamo all'aria aperta e pensiamo che ci si possa incontrare, rispettando ovviamente le distanze come ci chiedono i medici, per frenare il contagio, mettendosi le mascherine come è giusto fare, e comunque il fatto che siamo all'aria aperta è già una condizione di sicurezza. Accanto a questa condizione di sicurezza noi poi offriamo la bellezza del giardino autunnale, insomma, no? Quali sono le iniziative che facciamo? Intanto, proprio perché siamo in autunno, abbiamo raccolto le mele cotogne e i melograni e li offriamo in cambio di un piccolo contributo per il FAI ai nostri visitatori. E con le mele cotogne sapete benissimo che ci si può fare la marmellata e viene anche molto buona. Poi, come sempre, facciamo conoscere il giardino con le nostre visite guidate e facciamo anche alcune iniziative particolari. Dei laboratori rivolti ai bambini per fargli scoprire la natura, fargliela conoscere, fargliela apprezzare e farli innamorare, se vogliamo, anche dell'ambiente in cui viviamo e in cui vivranno la loro vita futura. Inoltre avremo anche dei momenti di intrattenimento. La scorsa estate si è caratterizzata per gli aperitivi notturni alla Colimpetra. Abbiamo pensato di chiudere questa stagione turistica in queste 2 domeniche, domenica 18 e domenica 25, con gli aperitivi di mezzogiorno, che farà sempre la stessa azienda, il MIC, Mediterraneo Yachting Club, che tanto brava è stato a gestire questa iniziativa di enorme successo. Quindi invitiamo i giovani che sono venuti quest'estate di nuovo alla Colimpetra per l'aperitivo mezzogiorno, per incontrarsi qui in assoluta sicurezza e nella bellezza del giardino della Colimpetra. Anche per la prossima settimana. Esatto, ecco, Il prossimo sabato e la prossima domenica. Gli aperitivi sono entrambe le domeniche, tutte le altre attività, cioè le visite guidate, l'irrigazione del giardino. Facciamo vedere come i nostri giardinieri irrigano in maniera tradizionale i nostri ortaggi, il nostro giardino. Anche questa, diciamo, è cultura del territorio, della tradizione, della vita contadina, è la storia della Sicilia che noi proponiamo in maniera divertente, se vogliamo, piacevolissima, quindi ai visitatori e, sempre io dico, ai bimbi siciliani che non devono perdere il rapporto con la nostra storia, con la loro storia antica, con le radici. Ecco, e le radici erano quelle della società contadina, quando tutti i nostri nonni erano tutti contadini. Sì. Noi veniamo da Messina, il posto è bellissimo, stupendo, una favola, straordinario, però lo conoscevamo già, eravamo venuti. Veniamo spesso, diciamo, ci mancava questo, ci mancava la Colimpetra. Beh, noi siamo appena arrivati, ce l'hanno appena detto perché stavamo cominciando a sentire la guida. Siamo arrivati da poco, perciò... È un posto incantevole, domani spero di visitare la Valle dei Templi e sono veramente entusiasta, trovo stupendo veramente. La guida, ti presenti, cosa stai facendo, com'è andata oggi, primo inizio scorcio delle giornate FAI? È andata benissimo, sta andando benissimo, io sono Marco Zicari, sono un agronomo, sono aiutato da una mia collega Leandra. Leandra, vieni qua. Oggi sono le giornate FAI ed è una giornata spettacolare perché permette di visitare quelli che sono gli spazi tipici di Agrigento, quindi spazi verdi dedicati al FAI, come il giardino della Colimpetra, che il prossimo anno sarà il ventennale del recupero del giardino. È un giardino principalmente di agrumi, ma un giardino di biodiversità, ricco di biodiversità, e dovete venirlo a visitare subito, ora, adesso. Vi aspettiamo, siamo qui, ci sono delle bellissime giornate, quindi approfittatene pure per farvi una passeggiata all'aperto, considerando tutti i mesi che abbiamo passato al chiuso. Esatto, sempre rispettando quelle che sono le misure anti-Covid. Mascherina obbligatoriamente, anche se siamo all'aria aperta.